Si chiamano Starlight Room, stanze a 5 stelle in vetro e legno incastonate oltre quota 1600 metri sulle Dolomiti immerse nella luce delle stelle. Un'immagine paradisiaca, ma la loro approvazione in Consiglio regionale sarà invece un inferno. Dal solo consigliere del PD Andrea Zanoni arriveranno 34 emendamenti. In discussione andrà il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale che punta sul turismo emozionale, fresco di consacrazione alla BIT, la Borsa Italiana del Turismo di Milano, a cui ha partecipato l'assessore regionale Federico Caner. In realtà dal febbraio dello scorso anno la creazione di queste strutture è già possibile se agganciate a strutture già esistenti, come ad esempio al rifugio Col Gallina sul Falzarego, cubi di legno d'abete e larice le cui pareti e soprattutto il soffitto sono completamente in vetro per poter dormire letteralmente sotto le stelle. Prezzo a notte in questo caso 700 euro. Palazzo Ferrofini però dovrà esprimersi sulla possibilità di Starlight Room edificate ex novo. Questa la novità, 2 per comune, quindi potenzialmente, dice Zanoni, ci sono 86 comuni sopra i 1600 metri in Veneto, quindi parliamo potenzialmente di 172 nuove strutture. Per la precisione 56 in provincia di Belluno, 18 a Vicenza, 9 a Verona e 3 a Treviso. Da Palazzo Balbi fanno sapere che si tratta di blocchetti di 2 stanze con 2 letti. Poco impattanti, l'opposizione ribatte che non basta un letto sotto le stelle, serviranno anche fognature e probabilmente strade per far giungere i turisti VIP in quota. Zanoni ipotizza che si arriverà a Piazzole per far atterrare gli elicotteri disturbando la fauna e le migrazioni degli uccelli e senz'altro fra elicotteri e gruppi elettrogeni per illuminare le nuove strutture chi cammina 2-3 ore per godere del silenzio e dei suoni della natura avrà una brutta sorpresa. Peraltro, aggiunge il consigliere regionale del PD, non sono specificate le dimensioni massime delle strutture nella legge. Preoccupazioni che la maggioranza respinge al mittente, sottolineando che la ratio della proposta di legge invece è incentrata sull'impatto zero. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 6 febbraio 2024, la prima notizia del giorno riguarda il caso delle Starlight Room. Paradiso o sfregio, le casette di vetro sulle Dolomiti infiammano i partiti. Una legge già contestata prima del voto permette ai comuni di costruirne 2 ciascuno sopra i 1600 metri. Allora vediamo cosa sono le Starlight Room. L'idea di creare una stanza sotto il cielo di stelle è di Raniero Campigotto, rifugio Col Gallina, che nel 2016 realizza e brevetta la prima stanza in legno con pareti di vetro per dormire sotto le stelle in alta montagna. In questo caso si tratta di strutture ecosostenibili che utilizzano legno di larice e abete e pannelli fotovoltaici per l'illuminazione. Nel caso delle Starlight Room del Falzarego la struttura può ruotare su se stessa di 360 gradi, all'interno lo spazio è suddiviso in 2 zone, da un lato tavolo e panca, dall'altro un letto a una piazza e mezza e c'è anche un piccolo bagno sprovvisto però di doccia. Oggi la discussione in Consiglio regionale, dove appunto le opposizioni preannunciano battaglia. Una raccolta firme intanto pubblicata online ha già superato in poche ore le 1000 sottoscrizioni contro appunto il possibile dilagare delle Starlight Room, questa legge che permetterebbe appunto la costruzione di nuove strutture fino a 170 in Veneto, 2 per comune sopra i 1600 metri. Vediamo altre 2 dichiarazioni. La prima di Elena Stanel del Veneto che vogliamo. Questa proposta di legge delinea ancora una volta un'idea di montagna cartolina nella quale è più importante investire su un certo tipo di turismo per pochi benestanti rispetto ad investimenti sull'accessibilità e la sopravvivenza dei territori montani nel lungo periodo per tutti. E poi Cristina Guarda di Europa Verde: trattare le nostre montagne come fossero dei musei per le elite o dei safari è una tentazione che questa giunta regionale sta portando a nuove vette. Tutto questo sulle pagine del Corriere del Veneto in un articolo firmato da Martina Zambon. Ma ora voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi. Ancora sul Corriere del Veneto,
una notizia che riguarda la situazione delle carceri nella nostra regione e non solo, in tutto il paese. I suicidi in cella non si fermano più, situazione preoccupante. A Verona il garante dei detenuti interviene dopo l'ultimo caso nel carcere di Montorio, fenomeno che ci travolge. In Veneto 9 morti in un anno. C'erano stati 4 suicidi nelle carceri venete nel 2022, l'anno successivo, il 2023, la situazione è precipitata con appunto 9 morti. Le ricerche dicono che l'attività in cella riduce il rischio di suicidio. A Bollate in 10 anni un solo detenuto si è tolto la vita, ad esempio. Cosa stia succedendo a Montorio è la domanda che ci stiamo ponendo tutti. È da tempo che il clima è teso e difficile come in tutti i carceri italiani, le risse sono continue e sono stati evitati un sacco di incidenti più gravi. Quei 5 suicidi non sono direttamente collegati alla situazione della casa circondariale, ma ci travolgono e ci lasciano allibiti. Creano uno scoramento che prende tutti, dai detenuti all'agente di polizia penitenziaria. Queste le dichiarazioni di Don Carlo Vinco, garante per le persone detenute di Verona. Sabato 17 febbraio alle 10:30 davanti al comune ci sarà il presidio di Sbarri di Zucchero e Ristretti Orizzonti, quel Ristretti Orizzonti che da 24 anni raccoglie i dati sui decessi dei detenuti e stila il report Morire in carcere, dati che raccontano come il 2023 è stato l'anno nero dei suicidi in carcere e il trend del 2024 non promette nulla di buono. A parlare sono i numeri che abbiamo già visto, la crescita dal 2022 al 2023 di suicidi nelle carceri del Veneto, ma accanto a ogni nome naturalmente c'è una storia, una persona, una vita interrotta. Quello di Montorio è il carcere in cui sono consentite meno attività rispetto alle altre strutture detentive, spiega Francesco Morelli, il volontario di Ristretti Orizzonti che cura il dossier Morire di carcere. A Verona la casa circondariale detiene persone che hanno pene molto basse. In questo caso è difficile creare percorsi riabilitativi a lungo termine, spiega. Nella casa di reclusione di Padova, al contrario, ci sono molte più attività. Stiamo facendo una ricerca in questi mesi per capire la motivazione che spinge un detenuto a non togliersi la vita a fronte di una lunga privazione della libertà. È da chiedersi che cosa dia senso alle giornate delle persone detenute: il lavoro, lo studio, poter parlare con la famiglia una volta al giorno. Il carcere di Bollate è un esempio, lì ci sono molte opportunità e infatti si è registrato solo un suicidio negli ultimi 10 anni. Questo per quanto riguarda le carceri e appunto il dramma, la tragedia dei suicidi nelle carceri. Ma proseguiamo ancora la rassegna stampa di oggi con la pagina dedicata alla politica regionale. Siamo sui quotidiani del gruppo NEM, 2 notizie. La prima riguarda la Lega, l'ordine di scuderia di Stefani, segretario regionale del Carroccio, Lega da sola alle provinciali. Basta accordi e accordichi con il PD, basta con le grandi abbuffate. La direzione approva all'unanimità questo appunto ordine del giorno. Il Carroccio vuole chiudere la stagione delle larghe intese che da un decennio regolano l'elezione indiretta dell'ente provincia in tutta la regione. Infatti sono nate giunte provinciali appunto di larghe intese. Il nuovo corso per ora non riguarda le comunali, il no alle alleanze significherebbe far perdere il centrodestra. Era qualcosa di cui si era parlato nei giorni scorsi, la possibilità appunto di un centrodestra diviso nelle consultazioni amministrative. Quindi una Lega che avrebbe preferito correre da sola per non dover consegnare tutti i comuni a Fratelli d'Italia. Per ora non sembra questa l'indicazione ufficiale, almeno da parte del partito di Matteo Salvini, ma vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo, nel fronte opposto, nel Partito Democratico prosegue il caso Bigon. E allora vediamo l'altra notizia: fine vita dal PD veronese, un ampio via libera alla mozione anti-Bigon. Questo è il titolo dell'articolo di Laura Berlinghieri. La direzione scaligera del PD approva con 46 sì, 2 astenuti e un no. La consigliera regionale si dichiara esterrefatta dalla scelta del partito. Nel documento viene censurata la scelta in consiglio regionale dell'ex vicesegretaria perché appunto è già stata rimossa dal suo incarico nella provincia di Verona. La scelta contestata naturalmente quella della consigliera regionale di aver votato
contro, o meglio di essersi astenuta nella votazione sul progetto di legge di iniziativa popolare per la regolamentazione del suicidio medicalmente assistito, un voto di astensione, quello di Anna Maria Bigon del PD, che ha di fatto comportato la bocciatura della legge, che non è passata soltanto per un voto appunto in Consiglio regionale del Veneto. L'unico voto, quello di Bigon, in contrasto e in dissenso non solo con il Partito Democratico ma con tutta l'opposizione in regione, che compattamente ha votato a favore della legge promossa dall'associazione Coscioni, compattamente appunto a parte, escluso il voto di astensione di Anna Maria Bigon, che sta quindi subendo una sorta di processo interno nel Partito Democratico. La segretaria nazionale del PD Elly Schlein ha ribadito non ci saranno sanzioni nei confronti di Bigon, non è questo il punto, ma in questi giorni, in queste settimane ormai sono stati votati già alcuni documenti politici, appunto questo nella giornata di ieri da parte del PD veronese, ma già c'era stato un documento firmato da 20 dirigenti regionali che chiedevano a Bigon un passo indietro dal suo ruolo di vicepresidente della Commissione Sanità e Sociale in Consiglio regionale, proprio la commissione che ora dovrà continuare ad analizzare la legge sul fine vita, che formalmente non è stata bocciata dal Consiglio regionale ma semplicemente rimandata alla commissione, appunto. Insomma, una vicenda che non si è affatto conclusa. Continueremo a seguirla, soprattutto continueremo a verificare se ci sono novità rispetto a una norma, a una regolamentazione delle procedure di suicidio medicalmente assistito, un diritto già riconosciuto da parte della Corte Costituzionale ai malati terminali, a coloro che soffrono senza possibilità appunto di alcuna cura. Una possibilità che però appunto dovrebbe essere regolamentata. I casi sono stati finora molto pochi di richieste, il Veneto c'è da dire li ha analizzati tutti, le ULSS venete hanno sempre risposto a chi ha chiesto l'accesso a queste procedure, ma appunto manca una procedura comune tra tutte le ULSS e soprattutto anche a livello nazionale. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le ultime due notizie flash. La prima sui quotidiani del gruppo NEM, un allarme di sicurezza informatica, hacker nel consorzio delle Confindustrie, neafidi, dati di aziende rubati e pubblicati, i pirati violano le difese dell'istituto che ha 7 sedi in Veneto, poi la vendetta per il mancato pagamento del riscatto, sarebbe stata opera del collettivo Quillin. Leggiamo sempre sui quotidiani del gruppo NEM, nel dark web 68 giga di documenti online, carte di identità, moduli dell'Agenzia delle Entrate e dettagli di finanziamenti. I diretti interessati cadono dalle nuvole, non lo sapevamo, nessuno ci ha avvisati. Questo naturalmente sarebbe davvero molto grave, perché esiste nell'Unione Europea una normativa piuttosto rigida rispetto alla protezione dei dati, che comporta una serie di obblighi da parte di chi gestisce i dati nei confronti dei titolari. Tra questi obblighi naturalmente c'è quello dell'informazione in casi di attacchi, di perdita dei dati come questo. Allora leggiamo poi il commento, l'intervista a Mirko Gatto, imprenditore nel settore da oltre 20 anni con Yarix VAR. Dice: sono sempre più veloci questi hacker, questi attacchi hacker, e cattivi, le difese di un anno fa già non reggono più, sono cruciali aggiornamenti, formazione e un intervento rapido se colpiti. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con l'ultima notizia che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Mancano 2 anni e si parla ancora della pista da bob. La notizia di oggi è che Pizzarotti, l'azienda che la dovrebbe realizzare, ci mette la faccia, così scrivono i quotidiani del gruppo NEM. L'impianto di Cortina sarà pronto in tempo. Il sindaco Lorenzi di Cortina appunto consiglia un avvio dei lavori senza cerimonie. Salvini, ministro delle infrastrutture, dichiara: se il CIO ha ancora perplessità passeranno. Nel frattempo ordinato lo sgombero del Bob Bar Costantini, via tutto in pochi giorni. Simico affida il taglio dei larici per 98.000 euro. Leggiamo, e sotto la sigla di un CIO alternativo
Intanto collettivi e ambientalisti preparano la protesta annunciando di essere pronti a legarsi agli alberi. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi: pista da bob, 200 operai in campo, Pizzarotti, rispetteremo i tempi. Ufficiale da oggi la rivoluzione del CDA di Simico, ancora in bilico l'amministratore delegato Sant'Andrea. Questo riguarda appunto la società delle infrastrutture Milano Cortina. Ma vediamo il programma del Colosso delle Costruzioni: cantiere a partire dal 18 febbraio, pista in un anno, l'impresa annuncia collaborazioni con aziende nazionali e del territorio, 625 giorni, tanti sono previsti dall'appalto per la realizzazione della pista da bob a Cortina. Per ogni giorno di ritardo sono previste penali pesantissime. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.